Ok. Nuova giornata, nuovi progettini da fare. Durante questa quarantena abbiamo preso anche l'occasione, io e la mia ragazza, di ripitturare tutto l'appartamento, stiamo sistemando un po' di cose e visto che dobbiamo andare a comprare delle robette all'Ikea e siamo bloccati in casa, mi ha chiesto giustamente: ma tu Mario che sai fare tutto, non è che mi potresti fare delle mensoline? Ok, gli ho detto, che mensoline ti servono? Semplici per i libri, per cui oggi guarderemo là in mezzo agli scarti di legno cosa riusciamo a fare. Dobbiamo fare due mensoline molto semplici, chiare, senza troppe robe, e fare anche la staffa sotto, sempre in legno. Vediamo cosa salta fuori. Ok, allora qui abbiamo USB, multistrato in pioppo, tavola di labete listellare, pezzettone sempre di faggio, questo è lamellare, questa qua è una tavola di castagno, anzi quella è ciliegio, questa potrebbe essere della lunghezza giusta, la abbiamo abete lamellare 38 mm di spessore e con questo e questo potrei fare la staffa sotto, mentre quest'altra tavola di abete semplicemente tagliarla a metà, è un 30 e un bel 15, tanto deve metterci solamente qualche libro e delle piantine. Sfiliamo questa per il lungo, segnetto 15. Perfetto, ispirazione. Ora queste le tronchiamo semplicemente a 70. Ora cambia un attimo la strategia. Questi grossi forse non li uso, ma questi scarti qua li potrei ottimizzare. 5 è poco, potrei fare 7. Ok, l'obiettivo di oggi non si tratta di fare una super mensola fancy, minchia, ma usare il minor materiale possibile per creare un manufatto funzionante e semplice esteticamente. Per cui molto semplicemente ho pensato, utilizzo gli scarti per fare una basetta dietro per poi fissarla al muro da qua tramite una vite e una vite qua dentro. Questi scarti qua metterli qui che danno un po' di sostegno, fissare tutto con la colla, groppini, pochi groppini giusto per tenere in posizione e poi fare dei fori, mettere le spine, che le spine le ho qua sotto. Questa cos'è? 8 mm, le faccio passanti sia per fissare questo a questo qua che questo alla mensola di per sé. Quindi ora adesso tocca la parte più divertente in assoluto, che è sanding. Ora quello che volevo fare per rendere un attimo queste mensole un po' più carine è fare mi viene a dire come c'è il comando sui Fusion, un chamfer sui lati qua, uno smusso. L'ho fatto su questi pezzettini in 2 punti e lo farò anche in questo nelle 2 parti esterne. Fresa alla mano, prendiamo quella giusta, questa qua è la fresa,
con taglio a 45 gradi. L'unico modo che ho per fare questo lavoro qua è usare questo mio tavolo fresa, che non è un tavolo fresa, giusto per capirci, è un pannello da 8 mm incompensato dove ci ho fissato solamente la base avvitata sopra, la morsa qui spostata fa da appoggio, poi semplicemente lo blocco con 2 viti. Ora come primo assemblaggio potremo fare questa che sta 5,5 da qua, 5,5 da qui, in centro dovremo avere un altro 5,5, 5,5 spaccato. Che dite? Meglio così o con questi attaccati in fondo? Vediamo un po' cosa dice il cliente. Ciao Ale! Mi serve un tuo consiglio al volo. Quindi una divisione così in 3 o come là in fondo che è tutto attaccato. Ti giro delle foto. Aspettiamo il verdetto. Ok, ha vinto questa qua con le parti più laterali. Passiamo all'incollaggio. Utilizzo semplicemente la Titebond Original che è per uso interno. Peccato anche questo. Ma dai! Ora stavo riflettendo dopo questa levigata qua, sentivo che è ben solido tutto e avendo una profondità solo di 15 cm, non so quanto abbia senso mettere le spine per rinforzare questo pezzo. Ho semplicemente sparato 2 groppini in più e fine. Ora metto semplicemente un po' di salsa incredibile. Anche questo progetto è terminato. Se siete nuovi sul canale vi invito a lasciare un bel like e iscrivervi se questo video è stato interessante. Noi come sempre ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.